Adesso parliamo di rischio idrogeologico perché i rappresentanti dei consorzi di bonifica si sono oggi riuniti nel Padovano a San Giorgio delle Pertiche dopo le piogge intense degli scorsi giorni. Con il ripresentarsi di situazioni critiche e allagamenti bisognava dare delle risposte alle tante domande e anche alle tante critiche che erano arrivate dall'opinione pubblica. Sentiamo Elisabetta Corazza. Abbiamo rischiato, abbiamo avuto due zone importanti che si sono trovate con circa 1 metro di acqua nelle abitazioni, quindi sicuramente è una situazione che va affrontata. Per noi è stata un'emergenza e pur essendo stati lì sul territorio tutto il giorno non siamo riusciti a fermare l'acqua. Dopo lo scampato pericolo alluvione, nel comune di San Giorgio delle Pertiche e in tutto il Veneto emerge la necessità di investire risorse nella sicurezza idrogeologica, con la realizzazione di un piano che preveda sia la concretizzazione di grandi opere quali le casse di espansione, sia una riorganizzazione del territorio. Le risorse finanziarie sono sicuramente scarse per quanto riguarda le grandi opere o comunque gli investimenti infrastrutturali. I consorzi mettono ogni anno a disposizione 110 milioni di euro che provengono dai proprietari, provengono dalla contribuenza privata e ci dà la possibilità di fare manutenzione su circa 25.000 chilometri di canali che noi ogni anno manutentiamo. Il grosso problema è come agire nelle aree urbanizzate, nelle aree che sono praticamente il nostro territorio. Gestire il territorio in maniera più oculata, rispettando i pareri idraulici dei consorzi di bonifica, eviterebbe non solo le alluvioni, ma anche danni conseguenti a piogge di minore entità, come allagamenti di scantinati e strade o fognature che scoppiano. Questo è il messaggio lanciato dall'Unione Veneta Bonifiche, che si prefigge a tale scopo di riproporre e diffondere regole basilari che fondamentalmente fermino la cementificazione non governata, recuperando gli scoli, la capacità di invaso dei fossi, estendendo a tutto il Veneto i piani delle acque. Noi continuiamo a dire che abbiamo necessità che il territorio diventi o si ponga al centro del modello di sviluppo e quindi per difendere il territorio si mettono in atto tutte quelle regole che purtroppo negli anni non abbiamo rispettato. Parlo dell'invarianza idraulica per esempio, legge che il Veneto si è dato ancora oltre 10 anni fa, ma che purtroppo assistiamo tutti i giorni non sia stata rispettata a pieno.